Ciao a tutti, io sono Paola Alejo e questo è Speciale Liga, il programma dove raccontiamo le notizie più importanti di uno dei campionati di calcio più belli del mondo. Siete pronti? Bene, allora cominciamo! Si chiude oggi la 17ª giornata di campionato. Il Madrid è in testa alta alla classifica, il secondo posto lo occupa l'Atlético de Madrid, terzo il Real Sociedad, il Barcellona rimane sesto e occhio al Valencia che si mantiene in zona rossa e lotta per la salvezza. È stato invece un buon fine settimana per la squadra di Zidane che è tornata alla vittoria con un 2-0 contro il Celta de Vigo. I gol di Marquez e Asensio hanno rilanciato la compagine madrilena che dovrà sfidare l'Osasuna nel prossimo turno. Dall'altra parte si parla che il Madrid starebbe cercando un'altra squadra per trasferire Ceballos dato che non è soddisfatto con i minuti che gli dà l'Arsenal. E non possiamo finire questo speciale Liga senza parlare della rivelazione di Messi in un programma TV. L'argentino ha confessato: avrei dovuto andare dallo psicologo molto tempo fa, ma non l'ho mai fatto. Mia moglie mi ha ripetuto tante volte che ne avevo bisogno. Vi aspettiamo la prossima settimana qui in Speciale Liga. Ciao ciao!